La nostra è una memoria che guarda al futuro. Enrico Letta, Presidente del Consiglio, lo dice alla popolazione e agli amministratori di Erto e Casso, primo capo di governo a raggiungere questa parte della montagna devastata 50 anni fa dalla tragedia del Vajont. La medaglia di Palazzo Chigi che consegna il sindaco Luciano Pizzin e dice un piccolo segno per recuperare una disattenzione così profonda. Insieme alla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, e agli amministratori locali, parla di ciò che è accaduto come insegnamento per evitare che si ripetano situazioni di disattenzione e di scarsa prevenzione proprio in un territorio fragile come questo, in una montagna che va curata con attenzione. Prioritario nell'agenda di governo il tema del dissesto idrogeologico con una nuova normativa sul corretto consumo del suolo. Poi la visita alla diga sul percorso realizzato dall'Enel sul coronamento della struttura, con la lapide che ricorda le quasi 2000 vittime di allora, monumento alla memoria e insieme monito alla coscienza collettiva e individuale. Sottolinea infine Deborah Serracchiani il peso di questa visita e insieme la sensibilità che il Premier ha dimostrato. Ma assolutamente ha dimostrato una grande sensibilità. Di fronte a una tragedia come questa le comunità non possono essere tenute divise, quindi è corretto andare a Longarone, ma è corretto venire anche ad Erto e Casso, ricordare che anche qui ci sono stati morti, 158 morti, ricordare le sofferenze di questa popolazione negli anni successivi alla tragedia e anche ricordare che questo è un territorio fragile che va messo in sicurezza e magari chiedere, se ne avrò l'occasione lo farò ancora una volta, come abbiamo fatto anche con gli altri presidenti della regione, chiedere di immaginare che un piano straordinario come quello del dissesto idrogeologico possa essere messo fuori dal patto di stabilità. Per quanto riguarda la Valcellina, per quanto riguarda il torrente Varma, abbiamo trovato i soldi, li abbiamo prenotati e messi a bilancio regionale, quindi abbiamo avviato le procedure per la gara. Mi preoccupa questo inverno perché non arriviamo evidentemente con i tempi tecnici per farlo, auspico che si riesca quantomeno a fare un principio di sghiaiamento per evitare che quest'autunno e questo inverno ci siano i soliti problemi.